nato nel 1961, da battere ora il 34,15 di Ludger Beerbaum. Sarà un'impresa davvero complicata, però vediamo che combattivo come di consueto Robert Smith prende i propri rischi e naturalmente non è facile coniugare precisione sugli ostacoli e rapidità. Arriva il primo errore per Robert Smith e per Vangelis, 4 penalità nel tempo di 42,28. Noi continuiamo a commentare il barrage della categoria mista che si è disputata in precedenza, ma è quasi tutto pronto per l'ingresso in campo del primo binomio della categoria a tempo tabella A, prima prova di qualificazione per il Gran Premio di Coppa del Mondo di domenica prossima. Da vedere ancora il percorso di Steve Gerda in sella a Tresor, mentre la regia ci ripropone ancora l'errore al verticale sul fosso per Robert Smith. Dunque soltanto lo svizzero Steve Gerda sul podio a squadre agli ultimi europei di San Patrignano può battere Ludger Beerbaum. Steve Gerda monta a Tresor, che è un cavallo di 9 anni di origine belga. Steve Gerda insieme a Christina Lieber rappresenta la Nouvelle Vague della squadra elvetica, che può anche contare su alcuni senatori sempre sulla cresta dell'onda. Fra tutti cito Markus Fuchs, Beat Mendley, dunque una squadra davvero forte quella svizzera, ma seguiamo Steve Gerda che è sulle tracce di Ludger Beerbaum. In caso di percorso netto dovrà essere più veloce rispetto al 34,15 del tedesco. Difficilmente separabili i due, non abbiamo gli intertempi, però a occhio Ludger Beerbaum sembra più veloce. Ultima addirittura, vedete la girata abbastanza repentina da parte del cavaliere svizzero, che va ad affrontare l'ultimo ostacolo. Non c'è errore, 36,23 per lui, quarta posizione. Dunque la categoria mista è appannaggio di un grande come Ludger Beerbaum in sella a Gladys, in seconda posizione per l'Olanda Albert Zur con Lincoln, al terzo posto un ottimo Juan Carlos Garcia con l'Europiana Toronto Van de Pandeborre, al quarto come visto Steve Gerda con Tresor, e in quinta posizione, splendida prestazione la sua, Giulia Martinengo Marché con Comtesse. Bene, lasciamo la categoria mista che ha riservato parecchie emozioni e torniamo in diretta per seguire la categoria a tempo, prima prova di qualificazione per il Gran Premio di Coppa del Mondo in programma domenica. In campo per l'Italia Emanuele Gaudiano, che monta Uppercut, cavallo di 9 anni di origine belga. Questo ragazzo giovane si è recentemente laureato campione italiano nella categoria Young Riders. Nella categoria precedente è caduto, però nessun problema per lui, che si è rialzato prontamente ed ora affronta quella che è la sua prima tappa di Coppa del Mondo. In verità aveva già gareggiato a Poznan qualche stagione fa, però questo si tratta per lui di un banco di prova davvero importante. Fin dal primo percorso in questo tipo di categoria conta la velocità. Intanto arriva il primo errore per Emanuele Gaudiano, infatti in caso di parità di penalità classifica il tempo impiegato, dunque un percorso che deve essere divorato tutto d'un fiato. Abbiamo il primo riscontro di questa categoria, 4 le penalità nel tempo di 72,41 per il campione italiano Young Riders.
nostro compagno di viaggio in questa serie di telecronache, il collega Lorenzo Roata, che ha postato sul campo ostacoli. La linea a te, Lorenzo. Sì, buonasera naturalmente a tutti i telespettatori anche dal campo. Gaudiamo allora dal mondo degli Young Riders all'emozione della Coppa del Mondo. Sì, è stato molto bene il cavallo, una partenza un po' grande, ho continuato troppo per l'Ox, dovevo aggiungere un galoppo. Comunque sono contento, è stato molto bene. Ecco, oltre all'emozione già nel fatto tecnico, Claudio, a te la linea un'altra volta. Grazie, dunque seguiamo Robert Whittaker con Lacroix, il cavaliere inglese, uno dei tanti esponenti di una famiglia, quella Whittaker, che ha dato fior di campioni al settore del salto ostacoli internazionale. I più celebri sono ovviamente John e Michael, però vedremo all'opera anche Ellen e appunto il giovane Robert, che nella categoria precedente in verità non si è particolarmente distinto. Per lui 16 penalità, dunque logico pensare che scenda sul campo ostacoli con la voglia di riscattare quella prestazione infelice. Direttore di campo, come detto, Giovanni Bussu, confermato per il secondo anno consecutivo, e questo riconoscimento gli viene anche, soprattutto direi, dall'opera svolta nella scorsa stagione, apprezzata un po' da tutti. Non ha disposto in questa giornata inaugurale un percorso massacrante, ma neanche troppo facile, mentre vediamo che è ancora netto il percorso di Robert Whittaker nel tempo di 62,80. Si porta ovviamente al comando della classifica, ma ha destato un'ottima impressione. Dunque il primo tempo da battere è quello di 62,80. I cavalieri impegnati in queste due prove di qualificazione oggi e domani non hanno troppe pressioni, perché praticamente sono quasi tutti qualificati per il Gran Premio di domenica. Però ricordiamo che c'è un montepremi, una classifica per ciascuna categoria, dunque vedremo agonismo sia in questa categoria a tempo che nella categoria mista di domani, seconda prova di qualificazione. E questa è una novità, perché nelle scorse stagioni ce n'era soltanto una, appunto questa categoria tempo tabella A. Per il Belgio Ludo Philippe Ayers monta Vichy Vant Plutonia, altro cavaliere di grande esperienza. Giovanni Bussu ha previsto 12 ostacoli più 15 salti, intanto arriva l'errore per il cavaliere belga. Sono 3 le combinazioni previste. Una prestazione certamente da dimenticare, quella di Ludo Philippe Ayers. Coppa del mondo di salto ostacoli che nasce alla fine degli anni 70 su un progetto, da un'idea di Max Ammann, giornalista, e nasce con l'idea di riempire un vuoto. Praticamente nella stagione invernale non si gareggiava. È nata questa Coppa del Mondo, che è un circuito a punti di concorsi internazionali al coperto. Intanto conclude Ludo Philippe Ayers con 12 penalità nel tempo di 70 e 76. Praticamente si gareggia a ogni latitudine, le leghe sono 14. Il circuito più interessante è ovviamente quello dell'Europa occidentale. Questa di Verona è la terza tappa, già disputate quelle di Oslo con la vittoria del tedesco René Tebel e quella di Helsinki con il successo dello svizzero Beat Mendley. Ora per la Norvegia Tony Andre Hansen, che monta Camiro, il
tracciato misura 480 metri e il tempo accordato è di 83 secondi. Si comincia con un verticale di barriere 1,45, poi l'Oxer 1,45 per 1,50. Al numero 3 troviamo un altro largo 1,47 per 1,55. Poi la gabbia, la prima delle combinazioni, in entrata un verticale su fosso 1,48 m. È simile all'ostacolo seguente, però è un fosso olimpico. Nel primo caso il fosso precede la barriera, nel secondo caso lo segue. Al numero 5 troviamo l'Oxer 1,47 per 1,55, poi il verticale di 1,50 m. Andiamo avanti con un'altra gabbia, la triplice 1,50 per 1,70 in ingresso. In uscita un verticale di 1,5 m, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,40 m. Poi si va al numero 8, un Oxer Fay, quello che ricorda la federazione questa internazionale, 1,50 per 1,60. Al 9 un verticale di 1,52 m. Poi un'altra gabbia, in apertura un Oxer 1,47 per 1,50, in uscita un altro largo 1,47 per 1,40, mentre è netto il percorso di Tony Andre Hansen nel tempo di 74,16. È in seconda posizione alle spalle di Robert Whittaker, mentre ora tocca a Ionella Ligresti in sella a Nanta, una femmina di 11 anni di origine olandese. Avevamo lasciato il percorso al numero 10, poi all'11 troviamo un verticale di 1,55 m. Si prosegue con l'ultimo ostacolo, un Oxer 1,50 per 1,60. Ostacolo non facile, quello conclusivo, e come è ormai prerogativa di tutti i direttori di campo internazionali si tende a distribuire le difficoltà un po' su tutto il percorso. Ha chiesto la verifica di un ostacolo Ionella Ligresti, probabilmente c'era qualcosa che non andava, ora può cominciare la sua gara in sella a Nanta. Già disputate le tappe di Oslo, Helsinki, ora stiamo seguendo quella di Verona, poi sarà la volta di Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Amsterdam, Vigo, Göteborg, 's-Hertogenbosch in Olanda e poi la finale dal 19 al 22 di aprile a Las Vegas, e Las Vegas ospiterà la finale per la quarta volta. Invece è la sesta volta che la tappa italiana della Lega dell'Europa occidentale viene ospitata in seno alla Fiera Cavalli di Verona. In precedenza tappe a Bologna, al Palasport di Casalecchio di Reno, negli anni 80 Palasport di Milano, Birago. Intanto conclude Ionella Ligresti con Nanta, 70,39 percorso netto. 70,39 è un buon tempo, però molto più veloce era stato Robert Whittaker. Vediamo se Roata è in postazione, pronto a carpire qualche impressione. Sì, tra l'altro a un passo da Bruno Chemirri, che naturalmente sta per entrare in campo, e all'incrocio proprio con Ionella Ligresti. Percorso netto e anche tempo interessante, Ligresti. Sono molto felice, la cavallo ha saltato bene, aveva un sacco di voglia, speriamo continui così. Davvero al volo, Claudio. Allegra, Sì, esuberante, sì. Ionella. E vediamo se andrà bene anche a Bruno Chemirri con Langknecht, un binomio che ha rappresentato l'Italia all'ultima edizione dei Giochi Olimpici di Atene, un finale in crescendo per questo cavallo di 13 anni di origine olandese. Bruno Chemirri, calabrese, ormai vanta un'esperienza notevole, come del resto il cugino Vincenzo.
Bruno Chimirri è uno dei 15 cavalieri italiani che hanno il piacere di disputare questa tappa di Coppa del Mondo veronese. I primi 6 della computer list: campione italiano Young Riders Emanuele Gaudiano, che abbiamo già visto, poi alcune wild cards, e poi si è aggiunto anche Andrea Saccacchini, cavaliere egiziano di nascita ma di cittadinanza italiana da poco, che ha sostituito l'irlandese Jessica Curtin, costretta a disertare l'impegno. Intanto sono 4 le penalità per Bruno Chimirri nel tempo di 66 e 96. Era molto veloce, però non ha potuto evitare quell'unico errore. Il cavaliere è nato nel novembre del 1971, sempre al comando con un veramente notevole 62 e 80 Robert Whittaker. Adesso la gara è ancora molto lunga, sono 41 i binomi previsti, però da subito è sembrato veloce il cavaliere inglese. Linea Roata. Sì, Bruno, al volo sarebbe stato tempo altro che interessante, peccato per l'errore. Sì, devo dire che è in forma. È tanto tempo che non sento così in forma. Trovo che è stato veramente bene, forse sono stato un po' vicino nella gabbia di Oxer e ho rischiato un po' la copertura. Resta dunque la soddisfazione nonostante l'errore. A te, Claudio. E restiamo in divisa, infatti tocca a Giulia Martinengo Marché con Salomon ter Wilgen, che è ben comportata in precedenza, l'amazzone italiana. Per lei, come abbiamo visto in apertura di collegamento, quinto posto in sella Comtesse nella categoria mista, un doppio netto senza errori anche al barrage. L'amazzone che sta crescendo, che sta inanellando una serie di risultati tutt'altro che disprezzabili. Certamente si trova di fronte a un impegno notevole. Ha dichiarato alla vigilia di questo impegno veronese che il suo obiettivo primario è quello di far fare esperienza ai suoi cavalli relativamente giovani, però se qualcosa di più arriva è ben accetto. Intanto c'è l'errore al muro, rimane l'unico errore, 4 le penalità per Giulia Martinengo nel tempo di 67 e 40. Un'altra bella prestazione, perché abbiamo visto il piglio con cui l'amazzone ha affrontato il percorso di Coppa. Linea Roata ancora con Giulia. Sì, senz'altro una Martinengo ormai amazzone di riferimento per l'intero movimento azzurro. Allora peccato, ma va bene. Benissimo, non me ne sono nemmeno accorta, sono molto contenta, ha saltato bene. Ancora per l'Italia, Natale Chiaudani, che monta da Zara Ariane Dautieu, la sua cavalla di punta. Cavaliere nato nel settembre del 1960 a Tortona, in provincia di Alessandria, piemontese. Probabilmente, anzi senza probabilmente, il suo miglior cavallo è stato Reingold de Luynes, con cui ha ottenuto 2 medaglie d'argento agli assoluti, precisamente nel 95 alla Bagnaia e nel 97 ai Pratoni del Vivaro. Invece con Ariane Dautieu proprio quest'anno ha ottenuto un ennesimo argento, a conferma di una regolarità nel tempo. Tale Chiaudani comunque non è solito accontentarsi di piazzamenti di prestigio, spesso e volentieri va a centrare il bersaglio pieno. Ha dichiarato alla vigilia che Ariane Dautieu sta attraversando un periodo di forma davvero buono. Arriva l'errore, ma d'altronde sta prendendo dei rischi enormi. Bisogna fare i conti con il cronometro, lo ripetiamo ancora una volta in questa tabella A, un errore poi doppiato. Per ora 3 netti, quello di Robert Whittaker, quello di Tony Andre Hansen e quello di Ionella Ligresti.
termina con 8 penalità nel tempo di 69 e 33. Natale Chiaudani. Il regista Umberto Orti ci ripropone ancora una fase rallentata del percorso del cavaliere piemontese, che affidiamo al microfono di Lorenzo Roata mentre sta entrando in campo per la Germania Markus Beerbaum con Leina, una femmina di 14 anni di origine tedesca, una Oldenburg. Sì, conclude al momento una bella infilata azzurra. Hai provato ad attaccare la gara, Natale? Certo, è una cavalla che conosco da 6 anni, è l'unica cosa da fare. Lapidario Natale Chiaudani, che non ha lasciato nulla di intentato. Naturalmente il netto era certamente alla portata di Randoutier, però se si vogliono forzare i tempi, se si vuole arrivare in cima alla classifica, bisogna prendere dei rischi e non sempre è facile essere veloci e precisi sugli ostacoli. Ci prova adesso Markus Beerbaum con Leina, cavaliere nato nel 1970, ha partecipato a 25 Coppe delle Nazioni, 3 vittorie per lui, medaglia d'oro a squadre ai World Equestrian Games che si sono disputati a Roma nel 98. Nella circostanza montava Lady Weingart. Con Konstantin ha partecipato anche alla finale recente di Kuala Lumpur. Per la prima volta la finale della Coppa del Mondo è stata ospitata dal continente asiatico, in Malesia. E questo è positivo perché significa che questo settore sta crescendo in popolarità un po' ovunque. Superato il muro, ma sono già 8 le penalità per Markus Beerbaum, che non era andato benissimo neanche nella categoria precedente, conclude con 12 nel tempo di 66 e 70. Domani avremo una finestra durante Sabato Sport su Rai 3 e poi seguiremo per intero la seconda prova di qualificazione per il Gran Premio su Rai Sport Satellite a partire dalle 20:30. Questo è il profilo di Edwina Alexander, monta Isovlas Pialotta, una femmina di 15 anni di origine tedesca, allevata in Westfalia. Questo è il binomio che è giunto quarto nella classifica individuale del mondiale di Aquisgrana. Per Edwina Alexander una grande soddisfazione giungere alla finale A4 del campionato del mondo, fra l'altro 3 amazzoni con l'unico maschio che poi ha vinto l'oro, Jos Lansing. Questo a conferma del fatto che l'equitazione mondiale si tinge sempre più di rosa. Grandi risultati ottenuti nelle ultime stagioni dalle amazzoni. Sport equestre, una delle poche discipline dove uomini e donne gareggiano assolutamente alla pari. Edwina Alexander, nata nel 74 in Australia, siede da parecchio tempo nel vecchio continente dove svolge la propria attività. Estremamente concentrata nella parte conclusiva di un percorso decisamente non facile. Ha giocato anche molto sulle distanze. Giovanni Busso ha superato il muro e arriva il netto per Pialotta, 68 e 03 il tempo, è in seconda posizione alle spalle di un Robert Whittaker letteralmente scatenato, e se non ci sono stati errori di cronometraggio, così dovrebbe essere,
Il 62-80 del cavaliere inglese rappresenta una seria ipoteca, se non per la vittoria, almeno per un piazzamento in questa categoria tempo di qualificazione al Gran Premio di Coppa del Mondo. Ma ora seguiamo Gianni Govoni con Loro Piana Porn Star, che è un cavallo di 9 anni di origine olandese, probabilmente uno dei migliori cavalieri italiani. Non ha attualmente cavalli di grandissima esperienza su cui contare. È nato a Finale Emilia, provincia di Modena, nel 1967. Il suo intento dichiarato è quello di completare il feeling con i 2 cavalli che monta da poco. Gianni Govoni, lo ricorderete, protagonista nella finale di Las Vegas nel 2000, ma soprattutto quinto ai World Equestrian Games di Jerez de la Frontera. In quella circostanza montava Loro Piana Avinia. Grinta eccezionale da parte di Gianni Govoni, che ha invitato tutti a non pretendere troppo da lui in questo impegno veronese, ma poi ha anche aggiunto: non si sa mai, l'appetito viene mangiando, e in effetti regala un altro scorcio di classe, percorso netto in 72 e 67 per un, come al solito, combattivo Gianni Govoni, che si inserisce in quarta posizione. Linea Roata. Eccoci qua, Gianni Govoni che batte il 5. Allora, per fortuna che hai detto non aspettatevi molto da me, cominci bene. Beh, diciamo che è una sorpresa anche per me. Il cavallo, sono le prime gare veramente grosse che fa, è un cavallo un po' difficile, però vuol sempre fare bene, stasera l'ha dimostrato. Grazie, grazie Gianni. Vuol sempre fare bene il cavallo, ma anche questo eccellente cavaliere che è Gianni Govoni, e che lascia il testimone allo spagnolo Rutherford Latham in sella a Jaina de Barneville, cavallo di 9 anni, Selle Français, dal mantello grigio. Scritta esperienza anche per Rutherford Latham, che è nato nel 1954, ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles nel lontano 1984, poi Atlanta nel 96, Sydney 2000. 2 edizioni dei campionati del mondo, 86 e 2002. Abbiamo visto anche a San Patrignano in sella a Galoubet Mondain durante i campionati europei. Ha già commesso il suo primo errore. Vedendo anche i tempi degli altri, intanto va incontro a un momento difficile Rutherford Latham, che ha già collezionato 12 penalità. Vi dicevo, dando un'occhiata ai tempi degli altri, sembra sempre più solido il primo posto di Robert Whittaker, 62 e 80 in sella a Lacroix. Superato il muro, ultimo ostacolo, bene, però sono 12 le penalità nel tempo di 83 e 78 per il cavaliere spagnolo. Adesso toccherà per l'Olanda a Leopold Van Asten, che monta Flash Rouge, una femmina di 13 anni, Selle Français. Le nostre telecamere ci ripropongono ancora uno degli errori di Rutherford Latham. Leopold Van Asten. Edizione numero 108 della Fiera Cavalli di Verona, non soltanto eventi agonistici, stiamo seguendo il principale, ma una serie di iniziative che hanno al centro comunque il cavallo, 20 tribune con 15.000 posti a sedere per spettacoli e concorsi, oltre 2.000 cavalli presenti, 62 razze equine.
lipizzani, quarter horses, murgesi, arabi, sardi, avellinesi, irlandesi, annoverani, cavallo agricolo italiano. Ci sarà una sfilata delle razze, la vetrina delle fattrici, la mostra dei giovani stalloni, il concorso dei pony, il Western Show, il concorso per attacchi e quello di mascalcia, il festival del cavallo da tiro pesante, dibattiti, poi ancora una finestra sul turismo equestre. Poi per quanto riguarda gli eventi agonistici, il Gran Premio delle Regioni Under 21, il concorso per i pony e poi anche le aste. Insomma, chi ama i cavalli ha davvero da sbizzarrirsi in questi 4 giorni di fiera. Naturalmente l'obiettivo degli organizzatori è quello di superare il record di presenze. Lo scorso anno un più 7%, del tutto incoraggiante. Intanto percorso netto per Leopold Van Asten in 66,51, secondo posto per il cavaliere olandese. E certo sembra sempre più strano quel 62,80 di Robert Whittaker. Varrebbe la pena fare una verifica presso la giuria, perché in effetti se guardiamo i migliori ci accorgiamo che Robert Whittaker ha galoppato con addirittura 3-4 secondi di vantaggio rispetto agli altri, quindi è un risultato senza dubbio notevolissimo, difficile da battere. Però attenzione, perché è in campo il campione europeo Marco Kutscher per la Germania con Contro, cavallo intero di 14 anni. Anche questo un cavallo di origine tedesca, uno Steiner. D'altronde i cavalli allevati in Germania stanno dominando la scena internazionale. Sono acquistati un po' ovunque laddove è possibile, perché i prezzi non sono certo alla portata di tutti. Oldenburg, Annoverani, Holsteiner. Marco Kutscher, uno dei migliori cavalieri del momento. Fra l'altro dobbiamo dire che la Germania è senza dubbio una superpotenza in questa disciplina. Conclude con il netto in 68,16. Nella graduatoria provvisoria è al 4° posto e dunque i dubbi permangono, perché anche Marco Kutscher ha ottenuto un tempo molto più alto rispetto a Robert Whittaker. 62,80 è un limite davvero difficile da battere. Attenzione però, altro cavaliere di gran classe, si tratta dello svedese Rolf-Göran Bengtsson, che monta una vecchia conoscenza degli appassionati. Si tratta di McKinley, cavallo di 12 anni di origine olandese. Rolf-Göran Bengtsson, cavaliere di grande esperienza, nello stesso tempo dallo stile quasi sempre impeccabile. Tanto sentirete la musica in sottofondo che accompagna i vari percorsi, abbastanza piacevole, dobbiamo dire. Bengtsson è nato nel 62, ad Atene ha ottenuto la medaglia d'argento a squadre proprio in sella a McKinley, 4° posto nella classifica individuale. Per lui un'altra partecipazione olimpica, precisamente nel 96 ad Atlanta. È ancora netto il percorso di McKinley e Rolf-Göran Bengtsson, un binomio fra i più affidabili nelle ultime 2 stagioni a livello internazionale. Il cavallo sembra aver raggiunto la piena maturità. Il cavaliere offre grandi garanzie. Ha superato il muro, ultimo ostacolo.
67-66 il netto anche per Rolf Göran Bengtsson. Per lui terzo posto. Lorenzo Roata con credo il leader Robert Whittaker. Sì, con Robert Whittaker. Fantastic time, no? Mistake perhaps, no? No, I actually didn't think I'll be that fast, but every fence came right. Every turn I did, I managed to meet the fence in the right place. So I never pulled, I was always going forwards all the time. No, lui è ben tranquillo, no? Gli ho detto tempo fantastico, addirittura si potrebbe pensare a un errore. No, lui è assolutamente convinto di aver fatto molto bene, come avete sentito, insomma. Quindi ci ha dato dentro ed è ben conscio della prestazione che ha fatto, quindi esclude l'errore ovviamente il protagonista di questa straordinaria prestazione. Certamente ha spinto fin dal primo metro, però quasi 4 secondi rispetto al secondo in classifica, che è Leopold Van Asten, rappresentano non un margine ma un baratro, un abisso fra il primo e il secondo, e solitamente in gare di questo tipo non ci sono distacchi così notevoli. Staremo a vedere. Comunque per adesso è ufficiale il 62-80 di Lacroix, montato da Robert Whittaker, che guidano la classifica, mentre è in campo per il Belgio la giovane Julian Melchior, che monta Levisto, cavallo di 9 anni, Holsteiner anche questo. Se non ricordo male, Julian Melchior ha avuto fra gli istruttori anche Nelson Pessoa. Però c'era stato un errore nella scaletta, infatti non c'è Julian Melchior, ma abbiamo visto Iliadis Kutsiku per la Grecia in sella Caiano, e il suo totale è stato di 16 secondi. Non sappiamo se Julian Melchior si era ritirata in precedenza oppure se ha avuto un problema al campo prova, magari il suo cavallo ha perso un ferro, la vedremo più tardi. Non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Adesso per la Svizzera Steve Gerda monta Jaliska Solier, una femmina di 9 anni, Celle Français. Abbiamo già parlato, occupandoci della categoria mista che vi avevamo proposto in apertura di collegamento, di questo cavaliere che rappresenta il presente ma anche il futuro del salto ostacoli elvetico, Steve Gerda, classe 1982, ha già partecipato a un'Olimpiade, precisamente ad Atene nel 2004, ma soprattutto a San Patrignano ha ottenuto la medaglia d'argento ai campionati europei. I primi tre della classifica: Robert Whittaker, Leopold Van Asten, Rolf Göran Bengtsson. Poi troviamo Edwin Alexander, Marco Kutscher, Ionella Ligresti, Gianni Govoni, Tony Andre Hansen e Bruno Chimirri. In decima posizione Giulia Martinengo per ora. Arriva anche il netto di Steve Gerda nel tempo di 72,39, che significa settima posizione per il binomio svizzero. E adesso per il Brasile Alfredo Hernandez Ortega, che monta Takashi Van Bernbroek, cavallo di 10 anni. Cavaliere per la prima volta qui a Verona. Come abbiamo già detto in precedenza, per la sesta volta la Fiera Cavalli ospita la tappa italiana
di Coppa del Mondo. Andiamo un po' all'indietro. Da quando la tappa italiana si disputa qui nella città scaligera, il Gran Premio che assegna punti preziosi per la World Cup è stato vinto nel 2001 da Stanley Van Peschen o De Pom, nel 2002 da Rodrigo Pessoa con Llanos, nel 2003 da Lars Nyberg con Loreana, nel 2004 da Tony Assman con Lolita e lo scorso anno, come già ricordato, da Albert Suer per l'Olanda in sella a Oki Doki. Cerca di fare esperienza Alfredo Hernandez Ortega, però certamente si tratta di un livello molto alto, è alto anche il tempo, 80 e 63, addirittura 16 le penalità conseguite. Scivola indietro in classifica. Adesso per il Brasile Bernardo Alves monta Canturo. Quest'anno secondo posto nel Gran Premio di Opzione Olanda a Rotterdam, secondo posto nel Gran Premio a Wiesbaden, quarto posto nel Gran Premio dell'Opzione di Germania da Aquisgrana. Canturo è cavallo tedesco, Holsteiner, 11 anni da Cantus. For Brazil, Bernardo Alves, born in 1974. Bernardo Alves è nato nel 1974, ha partecipato a 14 Coppe delle Nazioni con il suo paese, una vittoria per lui, presente proprio con Canturo ai Giochi Olimpici di Atene e anche ai Mondiali di Aquisgrana, dove è giunto 12° a livello individuale. Quindi si tratta di un cavaliere di buona esperienza. Tutto sommato possiamo dire che la partecipazione a questa tappa veronese è di primo livello. Abbiamo 2 vincitori di medaglie d'oro olimpiche, Ludger Beerbaum e Ulrich Kirchhoff, entrambi tedeschi. Poi Marco Kusch, campione europeo, Edwin Alexander e Meredith Michael Beerbaum, che sono state protagoniste dell'ultimo mondiale da Aquisgrana, protagoniste della Final Four, gli ultimi 4 a scambiarsi i cavalli per giocarsi il titolo. Per ora un errore da parte di Bernardo Alves, che va a concludere nel tempo di 80 e 70 in 13ª posizione. Ed ora si torna a parlare italiano con Paolo Toscano che monta Nico, un cavallo di origine olandese di 11 anni. Paolo Toscano si è detto emozionato di affrontare per la prima volta un concorso di questa importanza, cavaliere nato il 17 marzo del 1982. Numero 49, 20° concorrente sul 41. Per lui è un debutto a questo livello, tra l'altro una passione di famiglia, anche Lorenzo, il fratello, è cavaliere di buon livello. Vediamo se Paolo riuscirà a vincere quella naturale emozione che accompagna gli esordienti in un tipo di gara davvero impegnativa. Errore sul fosso olimpico.
Siamo già a 12. Parte conclusiva del percorso. Percorso che non lo porterà nelle zone alte della classifica, ma che comunque non è da buttare. 16 penalità nel tempo di 76,48, paga giustamente lo scotto del noviziato Paolo Toscano, che affidiamo al microfono di Lorenzo Roata. Vedete anche la grafica con le 16 penalità, scivola indietro. A te Lorenzo. Sì, mentre entra proprio vicino a noi Ellen Whittaker, è il momento anche di Paolo Toscano. Matricola, avete raccontato, hai raccontato in telecronaca che serviva a rompere l'emozione. Adesso vediamo, dovrebbe spuntare in questo momento. Dicevo, alla matricola serviva a rompere l'emozione, insomma. Ero molto emozionato, è la prima volta che entro, anche per il cavallo, tutto insieme. È stata parecchia emozione, però sono contento per essere la prima volta una gara così impegnativa. Mi sta anche bene così. Buona sostanza quello che avevi già raccontato tu, Claudio. Un'altra giovane, Ellen Whittaker, che monta AK Cancellier, cavallo di 14 anni di origine olandese. La bionda Ellen, altro rampollo della famiglia Whittaker. Nipote di John e di Michael. Già 8 penalità per lei, che è nata nel marzo del 1986. Non ci siamo. Ancora un'esitazione, però non arriva l'errore. È stata brava in questa circostanza a riprendere il proprio saltatore, che va ad affrontare il muro. E poi l'ultimo ostacolo. Rimangono 12 le penalità nel tempo di 74,08, 17ª posizione. Sfila proprio davanti alla nostra postazione e non è assolutamente soddisfatta della sua prestazione la biondissima Ellen. E adesso vediamo se almeno Ludger Beerbaum in sella all'Espoir riuscirà, non dico a insidiare perché mi sembra difficile, ma perlomeno ad avvicinare il 62,80 di Robert Whittaker. Ludger Beerbaum, l'Espoir. L'Espoir è un cavallo di 10 anni. Ludger si è aggiudicato la categoria mista precedente in sella a Gladys. Proprio l'Espoir recentemente ha ottenuto il bronzo a squadre ai mondiali di Aquisgrana, ma vi ho già detto che il palmarès di questo cavaliere è davvero esaltante. Ha vinto tutte le gare a livello internazionale. Il suo gioiello è l'oro individuale all'Olimpiade di Barcellona nel 1992, ma è vincitore di finale di Coppa del Mondo, di campionato del mondo. Una prima firma per l'equitazione internazionale, che tasterà il polso proprio a Robert Whittaker. Ma c'è già un errore. Sbagliano anche i grandi. Indicativo comunque il tempo che verrà fatto registrare da Ludger Beerbaum con l'Espoir, cavallo di solito veloce. Un errore poi doppiato. Non è giornata per Ludger, molto contrariato, l'avete visto, quell'espressione molto indicativa. Bene invece sul muro, ultimo ostacolo. 8 penalità nel tempo di 70,73. E alla luce di quanto visto acquista sempre di più
la dimensione di un autentico exploit il 62-80 di Robert Whittaker in sella alla Croix. Pensate, in seconda posizione Leopold Van Asten e Flash Rouge con 66 e 51, 62-80 per il leader, 66 e 51 per il secondo, poi gli altri invece sono tutti abbastanza vicini. Il terzo 67 e 66, si tratta di Rolf Göran Bengtsson per la Svezia. L'applauso che avete ascoltato è rivolto a Giorgio Nuti per l'Italia, in sella a Jeff Dubeul, che è un cavallo di 9 anni, C'est Français. Giorgio Nuti, cavaliere monzese, ha partecipato a 3 edizioni delle Olimpiadi, Montreal, Los Angeles, Barcellona. Dopo un lungo tempo rientra a far parte degli eletti che disputano una tappa di Coppa del Mondo. Fra l'altro in una finale lui era riuscito a giungere al 5° posto, un risultato che è stato migliorato da Juan Carlos Garcia nella recente finale di Kuala Lumpur, 4° con Albin. Dunque una delle migliori prestazioni italiane di sempre in Coppa del Mondo, quella di Giorgio Nuti, che ha esperienza da vendere e cerca di plasmare un cavallo di grande livello, anche se l'impresa non è facile vista la concorrenza. D'altronde comprare un cavallo fatto che gareggi a questi livelli richiede uno sborso economico davvero notevole. Sempre bravissimo Giorgio Nuti, percorso netto anche se il tempo è piuttosto alto, 74 e 77, 10ª posizione per lui, e gli applausi meritati da parte del pubblico veronese, che è abbastanza numeroso trattandosi della prima giornata. Ci sarà il tutto esaurito in questo padiglione domenica in occasione del Gran Premio. Rivediamo uno dei salti di Giorgio Nuti, salti tutti vincenti, non c'è errore. Microfono a Lorenzo Roata per un Giorgio Nuti che sembra aver ritrovato dopo una pausa la voglia di emergere, di gareggiare e di vendere carissima la pelle. A te Lorenzo. Allora Nuti, un altro bel passo nella seconda giovinezza di Giorgio Nuti. Sì, no, sono molto contento, il cavallo ha saltato bene e poi sono contento per questo tifo che ho ancora, mi fa molto piacere. Considerava Icardi che prendere un cavallo fatto, come si dice in gergo, e lavorarci ancora è un bel segno di classe, di mestiere. Sì, però anche questo l'abbiamo comprato da giovane e portiamo avanti piano piano. A noi piace comprarli da giovane e portarli avanti e credo che sia una grossa soddisfazione. Buon proseguimento qui a Verona, Nuti. Anche perché avvicinarsi a saltatori sui 6-7 anni già pienamente addestrati e capaci di cimentarsi su altezze impegnative, ripeto, non è facile. Chi ha i cavalli buoni se li tiene e chi li vende a peso d'oro. Per l'Olanda Gerko Schröder, altro binomio importante. Il cavallo è Eurocommerce Milano, che è una femmina di 12 anni di origine olandese. Giorgio Nuti, ricordato Roata, sta attraversando una seconda giovinezza, già in gara a buoni livelli anche il figlio Paolo. Gerko Schröder è un cavaliere che può inserirsi nelle prime posizioni della classifica. In effetti arriva il netto 64,90. 64,90 significa seconda posizione, riesce a scavalcare Leopold Van Asten. Dunque passo dopo passo ci si avvicina al 62,80 di Robert Whittaker, che però costituisce ancora una meteora per tutti gli altri. Lo hanno praticamente visto passare e molti
gli vedranno la coda, come si dice in gergo, saranno alle sue spalle alla fine di questa categoria a tempo che lui sembra aver ipotecato da tempo. È entrato in campo per secondo, il primo era stato il campione italiano Young Riders Emanuele Gaudiano, poi Robert Whittaker a sorpresa, un tuono che ha scosso il padiglione della Fiera Cavalli 62,80 in sella a Lacroix. E questo è il binomio da battere per il momento. Adesso un altro cavaliere molto combattivo che ha già vinto con Tinkas Boy una finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Si tratta dello svizzero Markus Fuchs che monta Royal Charmer, un cavallo di 13 anni. Quando si parla di esperienza, di grinta, non si può prescindere dalla carriera di Markus Fuchs, cavaliere nato nel 1955, che vedete probabilmente non ha uno stile troppo aggraziato, però è estremamente efficace e soprattutto si fa sentire, è lui che comanda, anche se non sempre monta cavalli facili. In particolare alludo alla Toia, che è una cavalla giornaliera che spesso ha messo nel sacco anche un cavaliere di grande esperienza come Markus Fuchs, che vedete non si rassegna a entrare fra i primi, vuole avvicinare Robert Whittaker. Un'occhiata anche al cronometro, è per ora in svantaggio rispetto al cavaliere inglese, ma non si dà per vinto, affronta l'ultimo segmento del percorso con grandissimo slancio e per il momento è assecondato in modo perfetto da Royal Charmer. Ultimo ostacolo 66,49, nonostante tutti gli sforzi non riesce ad andare oltre il terzo posto della classifica provvisoria. Bel percorso da parte di Markus Fuchs in 66,49, davvero inavvicinabile il tempo di Robert Whittaker, e probabilmente anche Markus Fuchs si starà chiedendo come avrà fatto Robert Whittaker a concludere il percorso in 62,80. Adesso per la Gran Bretagna Robert Smith, altro binomio molto affiatato. Robert, figlio d'arte, monta Marius Claudius, che è un cavallo intero di 12 anni di origine olandese. Per Robert Smith una passata stagione ricca di soddisfazioni, soprattutto in Coppa del Mondo, dove ha siglato una tappa e ha ottenuto altri validi piazzamenti. È un cavaliere nato nel 1961 che è giunto quarto. L'Olimpiade ateniese per quanto riguarda la finale di Kuala Lumpur, 25esimo posto in sella a Kalusha, ed era uno dei favoriti della vigilia proprio per la stagione fantastica che aveva incontrato. Grazie proprio a Robert Smith, al ritorno in auge di John Michael Whittaker e alla ritrovata verve di Nick Skelton, la Gran Bretagna ultimamente ha un po' rialzato la testa dopo un periodo davvero molto buio. Anche Robert Smith è un garista nato, vedete che non lascia nulla di intentato ed è molto buono il suo tempo, 61,89. Primo posto per l'inglese Robert Smith e Marius Claudius, questo è il nuovo tempo da battere, 61,89. Dunque faccio ammenda, ero stato troppo diffidente, meritatissimo il secondo posto di Robert Whittaker, 62,80, e l'impresa di Robert Smith rende più credibile quella di Robert Whittaker. Linea Roata. Whittaker against Smith, Great Britain against Great Britain. There's only one winner, Smith. Ha detto c'è soltanto un vincitore e per il momento è lui, e dunque non si fanno sconti neanche fra connazionali. Per adesso
questa categoria. Tempo parla nettamente inglese. Al comando Robert Smith, Marius Claudius 61 e 89, in seconda posizione Robert Whittaker e Lacroix 62 e 80. Già mi sembrava impensabile abbattere la barriera dei 62 secondi, ci è riuscito, lo abbiamo appena visto Robert Smith con uno straordinario Marius Claudius. Adesso per la Danimarca Thomas Velin che monta Godsen du Reverdy, cavallo intero di 12 anni, c'est français. Thomas Velin, per lui 2 Olimpiadi, Sydney e Atene, sempre con Kernut che è stato a lungo il suo cavallo di punta. L'abbiamo visto all'opera anche ai campionati europei di San Patrignano, dove non ha avuto molta fortuna. È comunque cavaliere di buona esperienza, anche di grande mestiere. Sono diversi gli ottimi cavalieri che vengono dal nord Europa, anche grandi amazzoni, soprattutto in Svezia. Prato l'ostacolo Fei, bene anche sul verticale di barriere. Ultimo segmento, e direi che se il tempo di Robert Whittaker aveva un po' demoralizzato alcuni dei concorrenti, l'impresa di Robert Smith 61-89, lo ripeto, il suo tempo ha ridato un po' di coraggio a tutti. È andato bene anche Thomas Velin 67-11, per lui una lusinghiera sesta posizione, 67-11, davvero niente male. Godsen du Reverdy che si è comportato benissimo. E adesso Pier Giorgio Bucci per l'Italia con Dazzara Tablutin. Pier Giorgio Bucci che già nella categoria precedente si è ben comportato raggiungendo il barrage. Il barrage di cui ha ottenuto percorso netto in 37,88, sembrava poter aspirare un piazzamento, poi sono stati più veloci di lui Ludger Beerbaum, Albert Zuer, Juan Carlos Garcia, Steve Gerda e la stessa Giulia Martinengo. Comunque un esordio con il piede giusto per Pier Giorgio Bucci in questa kermesse veronese. Da un po' di tempo non partecipa a concorsi indoor di questo livello, però il cavaliere aquilano ha dichiarato di avere un parco cavalli più che idoneo, dunque si è dichiarato ottimista. Risiede attualmente in provincia di Varese. Questo cavallo ha partecipato ai campionati assoluti in questa stagione ad Arezzo, 25esimo posto per lui. E nel finale il veleno, come spesso accade, 8 penalità nel tempo di 70,09, 20ª posizione. Peccato perché la prima parte del percorso era stata davvero incoraggiante ed ora sentiremo tramite il microfono di Lorenzo Roata il perché di quegli ultimi 2 errori. Vediamo che il cavaliere si volta proprio per vedere l'errore sull'ultimo salto. A te Lorenzo. Ci siamo, noi aspettiamo il nostro cavaliere. Icardi ha scomodato il motto latino pur traducendolo, no? Nel finale nella coda del veleno. Purtroppo ho provato durante tutto il percorso, alla fine si era un po' scaldato, ma sono veramente contento, sono le prime gare che fa a questo livello, va benissimo. Il cavaliere assolve il cavallo, Claudio. Come quasi sempre accade. Adesso un altro percorso interessante, quello di Meredith Michaels Beerbaum con Shuttlefly, cavallo di 13 anni, tedesco, manco a dirlo, un annoverano,
Questo è un binomio che ha delle potenzialità enormi. Abbiamo già sottolineato come Meredith Michaels-Beerbaum sia stata la prima amazzone a ottenere la prima posizione nella ranking list internazionale. Per Meredith, che è nata negli Stati Uniti nel 1969, tedesca per matrimonio, medaglia d'oro a squadre con checkmate agli europei di San Patrignano, oro già conquistato in sella stella a Ixted nel 99. Ha vinto la finale di Coppa del Mondo a Las Vegas nel 2005 con Shutterfly. Recentemente ha messo al collo la medaglia di bronzo individuale ai campionati del mondo di Aquisgrana, un'altra prestazione stupenda per una delle migliori amazzoni in circolazione. È anche bella questa rivalità a distanza, ma non troppo, fra lei e Edwin Alexander. Ovviamente per ora Meredith ha una carriera di ben altro spessore, però anche l'amazzone australiana è ben avviata. Intanto seguiamo proprio Shutterfly, che commette il suo primo errore. Ora sembra non voler pigiare più di tanto sull'acceleratore, superato il muro, bene anche sull'ultimo ostacolo, tempo alto, 83,32. D'altronde ha abbondantemente conquistato il diritto di disputare il Gran Premio di domenica prossima e probabilmente Meredith sarà protagonista proprio nel momento cruciale, quello che dispenserà i punti per la Coppa del Mondo. Adesso per la Francia Simone Delettre con Inédit de Balmé, una femmina di 9 anni, celle français. Simone Delettre ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa delle Nazioni all'ultimo concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Simone è nato nel 1981. Ha conquistato la medaglia d'oro a squadre ai campionati europei Young Riders che sono disputati nel 2000 in Gran Bretagna. Uno dei giovani della squadra francese che ha segnato un po' il passo soprattutto dopo l'infortunio di Lendesef a Sigallo Italis, che erano pedine importanti per la squadra transalpina. Cavallo di Bruno Bruxol, lo ricordate, ha vinto la finale di Coppa del Mondo a Milano, finale per la prima volta ospitata dal nostro paese. Cercano pian piano di rialzarsi i francesi, però la concorrenza è davvero spietata, perché abbiamo visto che i tedeschi offrono un rendimento sempre costante e poi gli inglesi davvero non scherzano. Se a questo aggiungiamo che gli svizzeri dispongono di una squadra forte, che gli olandesi sono capaci di tutto, è facile comprendere che per i francesi non siano sempre coppe di champagne. Intanto ha concluso in 69,60 Simone Delettre, niente male, 10ª posizione per lui, un altro netto. Giovanni Busso ha fatto, direi, un buon lavoro, perché non ha previsto degli ostacoli impossibili da superare, però è un tracciato che, se affrontato a una certa velocità di crociera, può comportare dei momenti di difficoltà, e firme illustri se ne sono accorte. Adesso per la Svezia Roine Zetterman monta Isaac, un cavallo di 10 anni di origine svedese. Gli svedesi nelle ultime stagioni hanno registrato dei progressi enormi in questo settore.
una politica giusta, investimenti mirati, ma anche una attività allevatoria importante, e questo è uno dei prodotti dell'allevamento svedese. Isak ha 10 anni. Dieci binomi prima della conclusione di questa categoria. Ancora netto il percorso di Isak e Roine Zetterman, però sembrano viaggiare a una velocità molto più lenta rispetto ai cavalieri meglio piazzati in classifica. Vi ricordo al primo posto Robert Smith, Gran Bretagna, Marcus Claudius. In seconda posizione l'altro inglese Robert Whittaker con Lacroix. Al terzo posto per l'Olanda Gerko Schröder, Eurocommerce Milano. Quindi Marcus Fuchs, Leopold Van Asten, Thomas Velin, Rolf-Joran Bengtsson, Edwin Alexander, Marco Kutscher, Simone Delettre e Ionella Ligresti, che è la prima degli italiani. Decima posizione per Roine Zetterman, ora 68,45 il tempo impiegato da Isak a completare il tracciato. Per la Finlandia adesso Mikael Forsten, che monta Skybreaker, cavallo di 13 anni di origine belga, mentre le telecamere indugiano ancora sul cavaliere svedese. Adesso Mikael Forsten Skybreaker ha 13 anni, mentre Forsten è nato nel 1969. Anche questo binomio è stato protagonista del mondiale di Aquisgrana, che si è disputato in estate senza troppa fortuna in verità. Tra gli hobby di Forsten ci sono i motori. Vediamo se in questa circostanza riuscirà a innestare il turbo, ma vi ricordo che è estremamente importante anche essere precisi sugli ostacoli. In caso di parità di penalità classifica il tempo impiegato. Dunque un occhio alle barriere predisposte dal direttore di campo e un altro al cronometro. Arriva il primo errore per il cavaliere finlandese. Finlandia che ha una buona tradizione anche nelle altre discipline equestri, in particolare il dressage. Paese, la Finlandia, che ama i cavalli, direi che raggiunge il massimo della sua competitività nel settore del trotto. Intanto 8 le penalità per Mikael Forsten in sella Skybreaker, che va ad affrontare senza affanni l'ultimo ostacolo. Neanche male il tempo, 78,01, ma è in 25esima posizione proprio per i due errori commessi. Adesso ancora per l'Italia Emiliano Varagnolo, che monta gruppo barcaccia Cordiana Z, una femmina di 15 anni di origine tedesca, Ud Oldenburg. Abbiamo rivisto uno degli errori di Mikael Forsten per quanto riguarda Emiliano Varagnolo. Vi posso dire che è un cavaliere che ultimamente ha bruciato le tappe, ha dichiarato che si presenta a questa Coppa del Mondo avendo ben poco da perdere. Cordiana
fa coppia con lui da ormai quasi 2 anni. Una cavalla particolare, definita dallo stesso Cavaliere sensibile ma anche molto umorale. Quest'anno si è comportata bene, in particolare a Palermo e poi nelle Coppe delle Nazioni di Tallinn e Copenaghen. Bene anche a Piazza di Siena. A Verona Emiliano Varagnolo presenta anche Kashmir, cavallo più esperto, che ha già disputato gare di un certo livello con Harris Molders. Varagnolo, nato nel febbraio del 1976, a fronte alla parte intermedia del percorso senza aver ancora commesso errori. Per ora è sicuro il suo tragitto, ma le insidie più consistenti devono ancora arrivare. Superato il verticale di barriere, benissimo fin qui, bene anche sul muro. Ancora un ultimo ostacolo, sì, arriva il netto, il tempo non è basso, 77,25, ma gli vale comunque una lusinghiera 17ª posizione. Percorso netto e applausi per Emiliano Varagnolo, che dunque conferma i suoi recenti progressi, per nulla intimorito dalla qualità della compagnia che affronta. Direi che merita senza dubbio il microfono di Lorenzo Roata. Te Lorenzo. Eccoci qua, ormai alle viste Varagnolo. Bene Varagnolo, bene l'umorale Cordiana oggi. La cavalla sta bene, questo percorso lo dedico al mio socio proprietario che non mi lascia mai, il signor Barcaccia, che è sempre con me. Cavalla in forma, speriamo bene domenica. Sentita mai aver problemi negli oxer, nelle combinazioni, ha sempre recuperato bene. Anche lì sulla triplice, che entrò un po' corto, lei recupera senza problemi. È in forma, anche 15 anni. Batte il tempo in questo momento durante la nostra intervista. Sì. Bene, adesso per l'Irlanda Cameron Henley, cavaliere classe 1973, che ha partecipato ai mondiali di Aquisgrana con Kerman, cavallo che monta in questa circostanza veronese, è un 12enne Holsteiner. Tra l'altro Cameron Henley è da un po' di tempo nel nostro paese, lo abbiamo visto all'opera nei recenti concorsi dentro i nostri confini. Dopo Cameron Henley vedremo Filippo Moyerson, poi Giuseppe Rolli, Albert Suhr, Emilio Bicocchi, Juan Carlos Garcia e la chiusura con André Saccachini. Non ci sono errori per il binomio irlandese, il tempo 69,87, 12ª posizione. Bene, 69,87 per Cameron Henley, che rivedremo domenica in Gran Premio. E adesso il pluricampione italiano Filippo Moyerson monta l'Oro Piana Eclipso. La scorsa settimana abbiamo commentato il concorso ippico internazionale di Manerbio e proprio con questo cavallo Filippo Moyerson si è imposto con 2 percorsi impeccabili. Filippo, nato nell'agosto del 1954 vicino a Milano, è uno dei cavalieri più eleganti del circuito internazionale. Ha partecipato ai giochi di Los Angeles, i suoi cavalli migliori, una carriera che comunque deve ancora dire qualcosa, Duganò e Adam. Anche Filippo si è dichiarato possibilista, certo l'impegno duro, però
la voglia di far bene c'è, anche se è arrivato il primo errore da parte di Eclipso. Certamente Verona propone difficoltà maggiori rispetto al concorso di Manerbio, però è un cavallo in forma e quindi meritava la possibilità di esprimersi ai massimi livelli. Sempre stile impeccabile da parte di Filippo Moyerson, che va ad affrontare la parte ultima del tracciato. Superato il muro, la girata per affrontare l'ultimo ostacolo, rimangono 4 le penalità nel tempo di 72 e 69. 4 penalità per Moyerson, 22esima posizione per lui. Dunque conferma di attraversare un buon momento Eclipso. Non arriverà alla vittoria in questa categoria, però davvero un momento felice. Linea Lorenzo Roata con Filippo. Sì, è di nuovo infilata azzurra, tra l'altro Giuseppe Rolli in campo, mentre se la prende comoda Filippo Moyerson, se la prende ancora più comoda proprio Eclipso. Allora Moyerson, Eclipso alla prova del massimo grado internazionale, almeno durante il tempo dell'inverno. Bene Eclipso, no? Al massimo grado internazionale per quel che è la sua esperienza fino a questo momento. Ma sì, purtroppo qui non l'ho sentito ancora molto bene, spero che domenica si esprime un po' meglio. Comunque un cavallo un pochettino ancora giovane, di esperienza, che deve ancora crescere un pochettino. Grazie Moyerson. E ci riuscirà senz'altro, vista la maestria, l'abilità di Moyerson. Ora un altro cavaliere italiano, Giuseppe Rolli, con Jericho de la Vie, che è un chef français di 9 anni. Il cavaliere romano ha cominciato davvero bene questo concorso veronese, una vittoria nella categoria del primo pomeriggio, poi è giunto al barrage nella categoria mista. Ora risiede a Parma, gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri. A livello giovanile ha vinto praticamente tutto, ma ha saputo inserirsi a caratteri nitidi anche nell'elite di questa disciplina. Cavaliere molto serio, abbiamo visto rubare con gli occhi alcune sfumature, alcuni segreti agli altri che gareggiavano proprio qui sotto la nostra postazione, ancora desideroso di imparare. Comunque ormai ha acquisito un'esperienza notevole. Ha definito quella di Verona una tappa tradizionale e importantissima, anche perché dà la possibilità ai cavalieri azzurri di cimentarsi con il meglio in circolazione a livello continentale. Quarto posto addirittura, il netto in 65,34, davvero in grande forma Giuseppe Rolli, il netto in sella a Jericho de la Vie. Prima dell'inizio di questa categoria scherzavamo con lui, avevamo detto sei in grandissima forma, complimenti. Lui ha detto grazie, ma non mi sembra, e invece modesto come al solito, però sempre puntuale. La linea Lorenzo Roata con un Giuseppe Rolli in formato super. Tutti molto bene. Per ora va bene così. Avevi detto che non eri in grande forma, ti schernivi. No, speriamo di essermi sbagliato. Per ora si è sbagliato sicuramente, perché non poteva cominciare meglio la sua 3 giorni veronese. E quello che sospettavamo è accaduto. Infatti Judy Ann Melchior per il Belgio aveva avuto probabilmente un problema in campo prova, era inserita molto prima in scaletta, invece la vediamo adesso in campo in sella a Olympic Z. Amazzone molto giovane, già presente
lo scorso anno qui. Aveva dimostrato grande grinta, naturalmente il suo bagaglio di esperienza deve ancora essere alimentato. Ludian è nata nel 1986, dunque soli 20 anni. Ha già partecipato agli europei a San Patrignano, conclude con 4 penalità nel tempo di 75 e 66, 24esimo posto, prestazione decisamente dignitosa per l'amazzone belga. E adesso Albert Suer per l'Olanda, Okie Dokie, cavallo di 10 anni di origine olandese. Loro sono stati i migliori lo scorso anno nella tappa di Coppa del Mondo veronese, al termine di un barrage di Gran Premio davvero esaltante, battuto Juan Carlos Garcia con Albin, ma anche messi in fila tanti nomi illustri dell'equitazione internazionale, proprio con un guizzo, con un rush conclusivo. Okie Dokie e Albert Suer erano riusciti a vincere il Gran Premio lo scorso anno. Naturalmente loro intenzione è quella di ripetersi, anche se la concorrenza, l'abbiamo visto, è davvero spietata. Ricordiamo le prime posizioni: al comando Robert Smith, Marius Claudius 61,89, in seconda posizione l'altro inglese Robert Whittaker, Lacroix 62,80, in terza posizione per l'Olanda Gerco Schröder, Eurocommerce Milano 64,90. Ora ancora per l'Olanda Albert Suer e Okie Dokie, e vediamo se si tratterà di un braccio di ferro Gran Bretagna-Olanda in questa categoria di qualificazione al Gran Premio, categoria tempo tabella A. Ci sta dando dentro sul serio, non vuole essere da meno rispetto al connazionale Gerco Schröder. Albert Suer al collo la medaglia d'oro a squadre ottenuta ai mondiali recentemente ad Aquisgrana proprio con Okie Dokie, un cavallo che sa leggere e scrivere, che ormai costituisce un tutt'uno con questo cavaliere, che va a sbagliare proprio sull'ultimo ostacolo, 65,10. Si sarebbe portato nelle primissime posizioni, precisamente in terza posizione, quarta posizione, però quell'errore lo fa scivolare al 20° posto. Dunque un errore per Albert Suer e Okie Dokie, che ritroveremo protagonisti domenica in Gran Premio. Adesso per l'Italia Emilio Bicocchi monta Jackerson Capitol d'Argon, un cavallo intero di 8 anni e un self français. Emilio Bicocchi, già campione italiano, maturato nelle ultime stagioni una discreta esperienza. Questo cavaliere nato a Massa Marittima, però residente a Follonica. A Verona è presente con Capitol d'Argon, cavallo di punta che ha partecipato ai mondiali di Aachen, e poi ha portato anche Idolin de Saint-Clair, con la quale affronterà le gare più basse. Momento di impaccio nella parte iniziale del percorso. Per la prima volta impegnato in una tappa di Coppa del Mondo Emilio Bicocchi, classe 1976. Anche all'ostacolo Fei. Otto le penalità e si va incontro al segmento conclusivo. Il muro ha una forma inconsueta rispetto al solito. Ultimo ostacolo superato, il tempo di 69,82, 8 le penalità, 29esima posizione. Due binomi prima della conclusione della categoria. Entrambi difendono colori azzurri, entrambi non sono nati in Italia ma hanno acquisito la cittadinanza italiana.
Cominciamo con Juan Carlos Garcia con l'Oro Piana Albin, cavallo maggiorenne, un Selle Français, un sempreverde. Juan Carlos Garcia, nato nell'ottobre del 67 a Bogotà in Colombia, linea ruota. Sì, al volo, alla tua prima volta in Coppa del Mondo, mentre già in campo Juan Carlos. Sono entrato, ho impostato la gara per andare veloce, ho esagerato un po' all'inizio e poi ho pagato per il resto del percorso. A te, Claudio. Adesso naturalmente tutto il tifo per una coppiata che ci ha fatto sognare all'ultima Olimpiade di Atene, anche in Coppa del Mondo si sono comportati benissimo, quarto posto, miglior prestazione per un binomio azzurro in questa manifestazione. Come detto, Juan Carlos reduce da un infortunio, una frattura a un braccio. Albin arriva relativamente fresco a questo appuntamento e ci auguriamo che possa essere protagonista del Gran Premio domenica e sappia ripetere la prestazione dello scorso anno. Lo ricordo, secondo alle spalle di Albert Zuer e Okidoki. Sembra saltare bene Albin, che ha un'età certamente non più verde, ma mantiene una freschezza agonistica invidiabile. Cavallo nato per saltare. Albin è nato nel lontano 88. Questa è senz'altro una bella storia, perché si tratta di un esempio di longevità agonistica. C'è l'errore al muro, un errore banale. 69.08 il tempo per Juan Carlos Garcia e per Albin, che comunque si erano comportati bene sugli ostacoli. Vediamo che uno degli aiutanti di Giovanni Bussu rimette a posto un elemento del muro abbattuto da Juan Carlos. Linea roata e poi seguiremo l'ultimo binomio della categoria. Sì, fa le bizze Careful di Sakakini, per cui ecco, adesso è riuscito a entrare in campo e dovrebbe arrivare proprio Juan Carlos. Ma che peccato l'errore al muro, Juan Carlos. Sì, mi dispiace, però sono contento ugualmente, perché veramente si dimostra che è in forma. L'ultimo binomio parla italiano, a te Claudio. Juan Carlos è uno solitamente di parola. Se dice che Albin è in forma, dobbiamo attenderci una domenica speciale da parte del 18enne saltatore di origine francese. Ed ora André Sakakini monta Careful, cavallo di 15 anni di origine tedesca, viene dalla Westfalia. Sakakini è nato in Egitto, ma ha dichiarato che ovviamente l'Italia è la sua seconda patria, la figlia è italiana, i nonni erano italiani, ha ottenuto da poco la cittadinanza, dunque difende i colori azzurri. Sakakini, nato nel 1957, grande esperienza per lui, che ha già affrontato 4 Olimpiadi: Seul, Barcellona, Sydney e Atene. Non difetta dunque di esperienza, sarà dura portarsi nelle prime posizioni della classifica. Ci prova comunque Careful, che è a metà del percorso, siamo intorno ai 40 secondi, più lento rispetto a Robert Smith. Sta saltando bene anche Careful, che è atteso dalla parte conclusiva del tracciato. Bene anche su questa combinazione. Ora muro e ultimo ostacolo per Sakakini, un'incertezza, superato però il muro. Bene, arriva il netto 75-74 per lui, 19ª posizione. Dunque questo era l'ultimo binomio della categoria. Vi ricordo ancora la vittoria di Robert Smith, Marius Claudius 61-89, una categoria che parla inglese. Al secondo posto Robert Whittaker con Lacroix, al terzo per l'Olanda Gerco Schröder, primo degli italiani Giuseppe Rolli con Jericho Delavie. Appuntamento, amici, all'ascolto per domani. Grazie a tutti, restituisco la linea allo studio.